Noi stiamo qui lottando perché abbiamo il timore che Venezia sia trascurata dagli organi competenti e non vogliamo che diventi un'altra Ilva. Ci sono in gioco 19.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti. Ancora una volta i lavoratori del porto commerciale di Venezia scendono in piazza per denunciare una situazione paradossale. Da mesi chiedono invano la manutenzione della laguna per garantirne la navigabilità. Un'operazione che dovrebbe essere ordinaria e che ora è diventata un'emergenza. Vogliamo venga definitivamente risolto il problema della manutenzione dei canali, perché questo impasse sta comportando al blocco delle navi, la possibilità che le navi entrino nei canali di Venezia. In attesa che qualcosa si smuova tra i vari enti competenti, i fondali della laguna continuano a crescere e le navi più grandi sono costrette a rimanere fuori. L'annuncio dello slittamento del comitatone programmato a dicembre non è stato preso bene. Noi siamo qui in attesa, saremo anche stufi perché nel frattempo perdiamo occasioni di lavoro, perdiamo merce, il porto comunque si sta sostanzialmente deprimendo e non vediamo luce in fondo al tunnel, cioè ci stanno chiudendo su una stanza e buttando via la chiave ed è una cosa assurda per i portuali, per i lavoratori, le lavoratrici e anche per la città. La pazienza dei portuali sta per esaurirsi, stufi di aspettare una decisione che dovrebbe essere scontata, preoccupati dei posti di lavoro, sono pronti ad uno sciopero di 3 giorni senza precedenti a Venezia e potenzialmente in grado di fermare la città. Abbiamo perso 108 navi dall'inizio dell'anno, ne perderemo tante altre, le compagnie non stanno più garantendo di venire a Venezia. Abbiamo fatto qualche cassa integrazione all'interno di qualche lavoro proprio perché non ce la fanno più e le commesse stanno diminuendo fortemente, per questo noi siamo qua a gridare la nostra voce che ci devono dare il lavoro. Noi chiediamo solo di lavorare, non diciamo altro.